30 anni di storia insieme dal 1989 al 2019, un avvenimento che viene celebrato con un appassionato convegno qui allo Spazio Temenos, che vedrà anche un'appendice dove si parlerà anche di territorio e ambiente. Non poteva passare inosservato sicuramente il trentennale della fondazione della sezione Ande ad Agrigento. Tutto è partito dal 1989, allorché un gruppo di donne dinamiche e attive di questa città ha deciso, dopo 43 anni dalla fondazione dell'Ande a livello nazionale, a livello centrale, di fondare anche ad Agrigento una sezione. Si è tanto lavorato, si è fatto molto ed era giusto, dopo avere tanto lavorato e costruito rapporti con il territorio, celebrare insieme alle socie ma insieme agli amici, alle autorità e a tutte le associazioni questa importante giornata per noi. Sarà un pomeriggio sicuramente all'insegna della gioia e anche della cultura, come sempre. È una funzione importante, una funzione che va condotta anche in questi tempi con grande impegno e quindi grande volontà di farcela. Ecco, tanti gli appuntamenti che svolgete nel territorio, tra questi qualcuno? Intanto quest'anno è l'anno delle votazioni europee. Come lei sa, la nostra è un'associazione politica ma non partitica, quindi noi siamo impegnati per le elezioni europee. In che modo? Abbiamo un manifesto che ritengo che la Presidente abbia anche portato, che riassume i punti salienti e i desideri dell'Ande, e oltre questo c'è un impegno attivo a fare votare, perché una delle cose più pesanti di quest'epoca è la poca propensione al voto. Come lei sa, gli astenuti o perlomeno crescono in maniera esponenziale e questa è una battaglia che la democrazia deve vincere. Le donne come rispondono a questo appello? Le donne di qualità rispondono, per carità tutte le donne sono di qualità, però voglio dire è un'associazione che richiede interesse per queste materie che sono civili, che sono di battaglie civili. Noi abbiamo fatto battaglie per il divorzio, per la riforma elettorale, quindi richiede delle donne interessate alla vita civile. Ai 30 anni dell'Ande non poteva mancare Floriana Di Pietrapecoraro, che ad Agrigento è stata ex presidente dell'Ande e che ha dato una scossa con tanti dibattiti importanti nella politica. Ricordiamo per esempio Capo di Casa con Mannino, insomma tantissimi, tanto per citarne uno. Con Piero Violante, presidente della Camera allora, presidente della Camera, che abbiamo fatto un bellissimo incontro sulla problematica dell'astensionismo al voto. In quel momento molti non votavano, c'era un disamore al voto e noi come Ande abbiamo suscitato questo dibattito invitando l'onorevole Piero Violante, presidente come oggi è Conte, quindi insomma è stato un grande momento per noi, per l'Ande ma per la città, con tutti gli onorevoli del momento, le istituzioni del momento. Poi abbiamo fatto un dibattito con Sua Eminenza Montenegro, oggi Cardinale di Agrigento, lo possiamo dire con orgoglio, e sullo Ius Sole abbiamo precorso i tempi dibattendo su qualcosa che ancora purtroppo non è risolta, e così su tanti altri temi, sull'atlantismo, problemi del regionalismo, sulle riforme elettorali, e poi come ricordare che siamo stati sempre presenti a ogni competizione elettorale per le comunali, le provinciali, le regionali, le europee, invitando i cittadini a interrogare, a coinvolgere i candidati con le loro domande per sapere i loro programmi. Il mondo è cambiato. Diciamo che l'ambiente politico è cambiato, non voglio fare commenti perché non è il momento, però certo molta amarezza c'è. Sono contenta di essere qui ad Agrigento di nuovo e niente, auguro che questa città possa essere sempre veramente l'avamposto della cultura e del turismo. Le manca un po' Agrigento? Sì, anche se sto a Palermo mi manca, anche se io sono palermitana, ma quasi 35 anni di vita qua è un pezzo di vita, e poi sono stata bene. Questo trentennale parteciperà anche il FAI, perché si parlerà anche di territorio e ambiente.
È vero, per me è anche un'occasione particolare perché ricordo mamma è stata vicepresidente dell'Ande alcuni anni fa, quindi è un modo anche per ricordare quel periodo. Sono particolarmente contento di essere stato invitato, io parlerò della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, mi hanno detto guardiamo al positivo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, qualcosa sta accadendo ad Agrigento e quindi spero di trasferire questa energia che la città e anch'io sto sentendo.